L'autunno ormai imminente porta con sé però anche una cosa bella, la tradizionale vendemmia. A Venezia oggi ne è cominciata una speciale, pensate, non avveniva da secoli. Arrivando con il motoscafo è difficile immaginare che dietro queste mura ci possano essere dei vigneti. E invece è proprio così a Mazzorbo, laguna nord di Venezia. Un'uva antica, la Dorona, riscoperta e salvata grazie alla collaborazione tra pubblico e privato. Oggi facciamo una vendemmia estrema, una vendemmia in un'isola della laguna di Venezia dove l'acqua sfida la terra, l'acqua salata, ma il vigneto si salva sempre con la forza storica millenaria della vite. E così oggi si sono tagliati i primi grappoli, presenti anche il sindaco di Venezia e il governatore del Veneto. Questa è agricoltura eroica, al pari del passito di Pantelleria, dell'ice wine delle nostre Alpi, la volontà di dimostrare che anche in posti dove c'è la difficoltà proprio dell'ambiente, delle avversità atmosferiche, si possa produrre vino. E questa è la nostra forza, dice Zaia, il territorio, la cultura, la tradizione, il vino come parte integrante di una storia unica come quella italiana. Vendemmia ma anche solidarietà. Tra i filari oggi un gruppo di ragazzi con la sindrome di Down che ormai da diversi anni si dedicano alla produzione di vino, seguendone tutte le fasi della lavorazione.